Bene, buon pomeriggio. Oggi sentiremo un'altra lezione sui luoghi e gli spazi veneziani e gli individui che li percorrono. Ho invitato un amico, come vedete più giovane, che insegna da qualche tempo all'Università di Padova, Alessandro Metlica, e che non è di formazione uno storico, ma direi uno storico della letteratura, sarebbe meglio dire della cultura. E questo so che può interessare un po' meno, diciamo, una platea generale, ma voglio sottolineare il fatto che è importante una collaborazione per inquadrare tante delle questioni che abbiamo definito nel corso di questi anni. È importante che contrariamente a quello che gli ordinamenti scolastici, non solo italiani ma anche europei, prevederebbero, ci sia un dialogo tra più discipline possibili: la storia della letteratura, la storia dell'arte, la storia delle figure, eccetera, eccetera, eccetera. E allora ho convocato Alessandro, oltre al fatto che ci conosciamo e siamo amici e collaboriamo da anni, anche perché credo che possa dare un suo contributo originale al nostro arricchimento di questi pochi angoli visuali, perché ovviamente ce ne sarebbero molti altri, ne sono emersi anche dalle domande e dalle puntualizzazioni interessanti che avete fatto alla fine della lezione di mercoledì scorso. Allora, per cercare di immaginare un po' un filo rosso tra i nostri diversi argomenti, le nostre diverse posizioni, i nostri diversi gusti, potremmo dire che dalla prima lettura che ho tenuto io, in cui ho cercato di dare una qualche fisionomia a questa figura camaleontica, no? Del popolo. Tutti sappiamo apparentemente che cos'è il popolo, ma poi quando siamo costretti a definire ma che cos'è veramente, lì cominciano i problemi. E appunto abbiamo concluso cercando di mettere in evidenza almeno questa duplicità: da una parte il popolo come elemento di consenso e di legittimazione del potere, obbediente suddito, e dall'altra invece, come sappiamo è stato in modo molto massiccio nel corso del 3, 4, 500, 1300, 1400, 1500 della nostra storia europea, il popolo invece come minaccia, come possibile elemento di distruzione dell'ordine. E poi invece la volta successiva, con Mario Infelice, abbiamo fatto un piccolo tour in luoghi più ameni, insomma, i caffè, le librerie, le farmacie, e sono state lette da un certo punto di vista, sottolineando maggiormente, per così dire, l'aspetto, no? Veniva fuori anche appunto dal nostro dialogo, di distinzione, di prestigio, di gusto, di moda, no? Che frequentare questi luoghi poteva attribuire, no? A uomini e donne, tra l'altro, anche donne molto importanti che li frequentavano, piuttosto che, come si potrebbe fare in altri casi, sottolineare come alcuni di quei luoghi e molti altri invece fossero delle occasioni in cui si univano individui, ancora quella duplicità, no? Tra minaccia, disordine, ordine, obbedienza, distinzione e inciviltà che ho detto all'inizio. Bene, in quei luoghi si potevano riunire invece uomini senza patria, senza passaporto, prostitute, vagabondi, giocatori e avventurieri, no? Per dire, ci sono molte facce di una complessa realtà. Oggi torniamo a una distinzione istituzionale e a una cerimonia, un rituale molto significativo e, devo dire, non molto noto e, con tutta sincerità, sostanzialmente, nella sua importanza, ignoto anche a chi vi parla fino a pochissimo tempo fa. E quindi non voglio perdere altro tempo, ringrazio Alessandro per aver accettato l'invito, lo ringrazio anche di essere venuto da Padova in questo giorno un po' di difficoltà, di sciopero dei mezzi di trasporto. Ti do immediatamente la parola, il nostro uso e costume è di circa 3/4 d'ora, così, e poi un po' di domande, un po' di curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Grazie Alessandro. Grazie mille, sono io che ti ringrazio Alfredo per questo invito che ho raccolto con estremo piacere e ringrazio anche tutti coloro che sono qui questa sera. Allora,
vi parlerò sì di una questione istituzionale, di una carica in una magistratura, meno nota di altre ma non per questo meno importante nella storia veneziana. Lo farò naturalmente dall'angolo disciplinare che Alfredo ha già introdotto, e cioè da quello non solo e non tanto della storia della letteratura, ma della storia della produzione culturale. Quindi non tanto e non solo il problema in sé di questa importante magistratura veneziana, ma di come questa magistratura era rappresentata, di quale fosse il suo ruolo all'interno dell'apparato culturale veneziano. E proprio per segnare da subito il tono del discorso, parto da una citazione letteraria. L'autore è uno scrittore molto importante, di fama europea, Francesco Algarotti, grande filosofo, illuminista, scrittore veneziano, che in una lettera a un suo maestro bolognese, Francesco Maria Zanotti, lettera datata il 17 settembre del 1732, così si esprime a proposito del problema di cui tratteremo oggi. Ma qual più ridicola cosa che quel flusso e quella dissenteria incredibile di sonetti ed ogni altra maniera di poesie che si è veduta a questi di sgorgare in Venezia per questo nuovo procuratore? Il procuratore, per inciso, è Carlo Pisani, che era stato eletto pochi mesi prima, nel giugno del 1732. Dietro a questa metafora liquida, sicuramente di notevole impatto, c'è una lamentela generale sulle condizioni della poesia nel primo Settecento a Venezia. I poeti, ci racconta Algarotti, si sono ridotti a operare su commissione, a elogiare potenti che non hanno mai visto in faccia, a dover scrivere versi di elogio e di complimento per una giovinetta costretta alla monacazione forzata. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma questa dell'elezione dei procuratori, per i quali devono essere scritti dei testi di elogio, sembra a Algarotti la cosa peggiore di tutte, tanto da meritarsi questa discreta metafora scatologica. Chi erano i procuratori di San Marco? Erano senza dubbio delle personalità molto in vista, soprattutto nell'epoca in cui Algarotti scrive. Si trattava di magistrati di alto rango, incaricati della manutenzione e gestione della chiesa, dell'erario e dei lasciti della Basilica di San Marco. Si trattava di magistrature che di fatto vivevano in piazza San Marco, le procuratie traggono il nome da lì ed è una delle cose più evidenti che sentirete oggi. Venivano nominati a vita, fatto abbastanza eccezionale a Venezia, dove tranne per il doge le magistrature ruotavano secondo tempistiche anche molto serrate, e avevano dei privilegi, tra cui quelli di venire rieletti annualmente in Senato in maniera automatica. E la maggior parte degli stessi dogi, parliamo di oltre il 70%, veniva selezionata dai procuratori di San Marco. Era insomma una carica apicale, tanto che il percorso verso il dogado quasi sempre, 3 volte su 4, prevedeva prima l'elezione a procuratore. È una carica che ha una lunga storia, come spesso a Venezia, addirittura affonda le sue radici nel 200, poi nel 400 questa carica diventa più importante, i procuratori diventano 9, vengono divisi in 3 gruppi da 3, questo forse è un dettaglio un po' tecnico, ma insomma, tanto per intenderci, 3 procuratori si occupavano della Basilica e dell'area della piazza, 3 procuratori agivano de Citra Canale, dunque i sestieri di San Marco, Castello e Canareggio, e 3 de Ultra, Canareggio, Santa Croce e San Polo. Ma al di là di queste competenze geografiche, che cosa facevano concretamente questi procuratori? Perché erano così importanti? Per ragioni finanziarie, potremmo dire. I procuratori distribuivano l'elemosina, si prendevano cura degli orfani, eseguivano soprattutto i testamenti e i legati perpetui fatti da testatori privati. Insomma, manipolavano, sia pure a titolo di gestori, delle somme spesso enormi, tanto che la loro influenza sull'economia e sul mercato finanziario veneziano era molto cospicua. Questo è vero anche per il tardo Medioevo, la prima età moderna, naturalmente qualcosa che si sviluppa anche nel corso dei secoli, però come vi ho detto questo è un aspetto storiografico che è stato indagato, ma che forse è meno interessante per i nostri fini di quanto diremo qui, perché qui parleremo dell'aspetto culturale. Come vedete da questa incisione, che è data pochi anni prima della lettera di Algarotti che abbiamo letto, i procuratori di San Marco erano protagonisti anche del rituale civico veneziano. Proviamo un attimo a intenderci che cos'è il rituale civico a Venezia.
volendo compendiare un problema che è molto complesso, potremmo dire che a partire dal Medioevo, ma poi a maggior ragione per tutta l'età moderna, la sovranità della Repubblica viene messa in scena attraverso una serie di spettacoli altamente codificati, secondo un programma serrato che combina, e anzi fonde, eventi laici e liturgici. Le processioni che si tenevano in occasione di una ricorrenza religiosa, come quella che vediamo qui, immortalata da un famosissimo quadro di Gentile Bellini, le feste che celebravano una data storica fondamentale, i ricevimenti per accogliere gli ospiti stranieri, le lezioni, i giochi popolari, le regate, contribuivano a visualizzare il potere dello Stato e dell'ideologia repubblicana. Durante i cortei solenni che attraversavano Piazza San Marco, ancora una volta ne avete un esempio molto evidente qui, ad esempio venivano esibiti i simboli del potere e dell'indipendenza veneziana, i cosiddetti trionfi dogali, la spada, gli stendardi e l'ombrello che secondo la leggenda erano stati concessi ancora nel 1177 da Papa Alessandro III e garantivano la piena indipendenza e sovranità della Repubblica. Forse in sala c'è qualcuno di voi che ha assistito alla lezione dell'anno scorso, se ricordo bene, di Giorgio Tagliaferro, che credo abbia parlato tra le altre cose anche di questa iconografia e della sua importanza proprio in ambito culturale. L'esempio forse più celebre del rituale civico è naturalmente la Sensa, su cui non mi soffermo, ma che è un buon esempio di come questi grandi spettacoli, queste cerimonie assumessero un valore civico e politico. Il Doge si recava a bordo del Bucintoro, qui vediamo il momento del passaggio del Bucintoro ovviamente davanti ai giardini, e raggiungeva diciamo, il mare aperto, o meglio passava San Nicolò, si dirigeva verso il mare aperto dove gettava un anello in mare, sposando così il mare, ma al di là della bellissima metafora era un rituale che intendeva sancire il dominio marittimo di Venezia sull'Adriatico e quindi aveva un valore politico molto chiaro ed evidente. Ecco, anche nella carriera di un procuratore di San Marco c'era un momento rituale della massima importanza, una grande festa che si caricava però di significati politici. Questo momento non era tanto l'elezione, ma l'entrata, cioè il solenne ingresso che il procuratore faceva nelle procuratie. Ora, il quadro che vedete forse non è del tutto chiaro, la qualità della foto non è eccellente, me ne scuso, ma è uno dei pochissimi quadri che ci descrivono questa festa che pure dalle fonti molte numerose sappiamo centrale. Perché una carenza di fonti su questo? Qualcosa vi dirò, vi anticipo però che c'entra la tecnologia e la cronologia, scusate. Non dimenticate mai che siamo nel Settecento, non siamo nell'epoca del magnifico quadro di Gentile Bellini nel 400 o nel Rinascimento in maniera più generale. Ebbene, cosa succedeva quando si nominava un procuratore di San Marco? Dapprima si festeggiava l'elezione. Quando si diffondeva la notizia della venuta nomina a procuratore, le campane suonavano la festa per 3 giorni, per le strade risuonavano tamburi e trombe, di notte le chiese e i palazzi erano addobbati con le lampade e in molte zone della città c'erano addirittura fuochi d'artificio. Quanto al neoeletto, al nuovo procuratore, distribuiva a sue spese vino, pane e denaro presso i traghetti. Qualche tempo dopo questa elezione si programmava l'ingresso vero e proprio, che era il momento rituale più importante. Questa cerimonia poteva svolgersi sia alcuni giorni, ma sia alcuni mesi dopo l'elezione del procuratore. Perché? Parliamo di grandi patrizi, alcuni erano ambasciatori all'estero, avevano cariche di grande importanza e dunque si programmava questa entrata cerimoniale che era una vera e propria entrata, cioè alla fine di questa festa, di questo rituale, di questa cerimonia, il procuratore riceveva in un sacchetto di velluto cremisi le chiavi del suo appartamento nelle procuratie, che sanciva appunto il suo ingresso nella carica di procuratore, la sua entrata in servizio, potremmo dire. Allora, il giorno stabilito, amici e parenti andavano a prendere il nuovo procuratore davanti alla sua casa e lo accompagnavano in barca al fondaco dei tedeschi. Qui il gruppo sbarcava e raggiungeva la vicina chiesa di San Salvador. È il momento fotografato, per così dire, da questo quadro di Gabriel Bella. Qui si teneva una prima messa solenne, era una messa strategica, consentiva infatti al pubblico di radunarsi dentro e fuori dalla chiesa fin tanto che la messa veniva celebrata. In seguito il procuratore usciva da San Salvador in mezzo a un imponente corteo composto da 500 o 600 persone, tra cui servi e stranieri, musicisti e soldati, capitani e cavalieri della terraferma, oltre agli altri procuratori e gran parte del Senato,
E questo corteo, che era disposto a coppie, come abbiamo visto in questa incisione, è uno dei momenti del corteo. Il nuovo procuratore, affiancato probabilmente dal suo collega, sta marciando all'interno di questa lunga fila che vedete invece ben rappresentata qui. Dicevo, disposto a coppie, il corteo passava per le mercerie, la via dove si trovavano i negozi più raffinati di Venezia, e sfilava in sostanza da Rialto a San Marco, da San Salvador fino alla Basilica, dove si teneva un'altra messa solenne. Qui il procuratore prestava giuramento, la sua commissione lasciava una generosa elemosina, entrato in Palazzo Ducale direttamente dalla Basilica, riceveva l'investitura alla presenza del Doge, si congratulava con il collegio e infine riceveva le chiavi del suo appartamento in procuratia. Infine, a chiudere questa giornata di festeggiamenti, le persone che avevano marciato con lui da San Salvador a San Marco ricevevano in dono 4 pani di zuccheri o si univano, i più fortunati, al grande banchetto che chiudeva i festeggiamenti. Che cosa è interessante di quello che vi ho appena raccontato, al di là delle belle immagini che ci trasportano, no? Un po' nel Settecento veneziano? Il percorso cerimoniale. Qui lo vedete rievocato alla buona, ovviamente con l'aiuto di Google Maps. Si tratta di una passeggiata di un quarto d'ora, a buon passo, a passo veneziano. Ecco, è interessante sapere che questo percorso, questa passeggiata, veniva letteralmente trasfigurata per l'occasione. Decorazioni superbe ornavano la strada per cui passava il corteo, archi di trionfo effimeri, architetture fatte di stucco e cartone per simulare palazzi e architetture, magari architetture impreziosite dallo stemma del procuratore, dal suo ritratto. In campo San Salvador pendevano arazzi, il ponte di Rialto era tappezzato da festoni, dalle finestre pendevano drappi e lungo il percorso della processione erano persino esposti diversi dipinti, tra cui composizioni allegoriche ma soprattutto ritratti del procuratore, l'uomo del giorno, che veniva mostrato all'intera cittadinanza lungo appunto le arterie centrali, il cuore della città. Qui vi ho fatto uno schemino che spero abbastanza leggibile per un caso ben documentato, l'elezione, o meglio l'ingresso del procuratore Leonardo Donà nel 1686. 4 enormi ritratti che non ci sono pervenuti, erano quadri utilizzati per l'occasione, spesso effimeri, che poi venivano restituiti al procuratore, quindi magari sono in collezioni private, sono ancora possesso delle famiglie, non sono capolavori della storia dell'arte, non sono quadri di Tiziano, di grandi maestri, ma avevano un luogo, una funzione pratica, celebrativa. 4 enormi ritratti vengono esposti nel 1686. Il primo quadro raffigura il procuratore a cavallo, Patrizio Veneziano a cavallo nel Settecento, sono chiaramente difficile da immaginare, un ritratto celebrativo appeso in campo San Bartolomeo all'inizio del percorso cerimoniale. Il secondo, come vedete, si trovava alla fine delle mercerie sul retro della torre dell'orologio, quindi proprio annunciava l'ingresso in piazza. Il terzo, che sappiamo essere di forma ovale e molto grande, era appeso in piazza. Il quarto, ancora più grande degli altri, si trovava sopra l'ingresso delle procuratie. Noi sappiamo tutti questi particolari per delle ragioni su cui tornerò, però sappiate che la documentazione è abbondante. Non è una documentazione celebre, sono opere letterarie poco note, parte di quella dissenteria di cui diceva Algarotti, sono magari notizie sulle gazzette, sugli avvisi, notizie che girano anche manoscritte, sicuramente qualcosa sarà stato detto la volta scorsa con Mario Infelice, che è il più grande specialista di questo tipo di documentazione. Fate attenzione però a un particolare che ci tornerà utile in coda a questa chiacchierata. Anche i negozi delle mercerie svolgevano un ruolo fondamentale, contribuivano a trasfigurare il percorso del corteo. I proprietari, i negozianti, i commercianti mettevano in mostra i loro oggetti più preziosi e raffinati: gemme, perle, specchi, piume rare, tessuti preziosi, e tutto era disposto a comporre lo stemma del procuratore, ad alludere alla sua gloria. Sontuosi merletti decorati in oro e argento, recanti il nome della famiglia, il nome della casata, venivano esposti in vetrina, e accanto magari c'erano incisioni, immagini che a questa altezza cronologica sono diventate molto economiche, possono essere prodotte rapidamente in quantità, immagini che ritraggono il procuratore.
e che caricano ulteriormente il percorso della sfilata, per così dire, di simboli e di opere d'arte. Tra queste decorazioni effimere c'erano anche la letteratura. È la ragione per cui Algarotti si infiamma scrivendo nell'Amico Zanotti. La letteratura non come momento elevato di riflessione, di contemplazione estetica, ma come uso letteralmente cerimoniale che veniva adoperata come i ritratti incisi di cui vi ho appena parlato per essere appesa fuori dai negozi, esposta in vetrina. Pensate a dei fogli volanti, magari con dei sonetti, con degli epigrammi, brevi composizioni in verso e in prosa, che venivano appesi alle pareti o venivano distribuiti tra la folla che assisteva all'ingresso e che i negozianti delle mercerie esponevano a loro volta in vetrina accanto a tutte queste mercanzie. Allora, qui avete un esempio che non riguarda, in realtà questo è un bel esempio che mi arriva dall'amico Massimo Rospocher, non stiamo parlando di testi letterari, ma vedete in questo particolare del quadro di Canaletto, questi fogli, questi manifesti appesi letteralmente alle colonne, e che potevano quindi essere letti dalla folla che passava, talvolta magari poi venivano strappati, ce li si passava di mano. Ecco, dobbiamo immaginarci una città che non è quella perfetta e pulita di tante rappresentazioni pittoriche, ma che è attraversata dalla cultura anche in questo modo, fogli volanti, pamphlet. Ecco, nei giorni, non ripeterò la fortunatissima immagine di Algarotti, però dovete immaginarvi questa marea montante di sonetti e di altri testi di dubbio gusto che invade le strade di Venezia e che proprio a livello materiale prende possesso delle vie della città, secondo l'itinerario percorso dal corteo che glorifica i procuratori. Un altro importante intellettuale settecentesco, Saverio Bettinelli, in una citazione che risale, per a dire il vero, a qualche decennio dopo, dà ragione su tutta la linea all'illustre collega. Vediamo cosa scrive Bettinelli, in quella che è una satira naturalmente degli usi della società contemporanea, della Venezia contemporanea. Mi pareva la poesia, massimamente a Venezia, un curioso mestiere, una nuova manifattura, un lanifizio. I poeti vi lavoravano al pari dei falegnami, dei pittori, degli stuccatori, dei macchinisti, col solo divario che avevano paga più discreta di tutti gli altri, cioè oltre al danno la beffa. Vi derubrichiamo ad artigiani, ma siccome siete meno importanti degli altri vi paghiamo pure meno. 8 diversi ne ho veduti di libri per un solo procuratore di San Marco e stampati con pompa e spesa grandissima. Maggior lusso di stampe non vidi in opere scientifiche ed importanti. Allora, io vi confido che sono arrivato a queste citazioni un po' per caso, non sono un esperto di questi autori, mi occupo di 500-600, non tanto di 700, ma ho trovato significativo che quando si trattava di lamentarsi dello stato della poesia a Venezia, questa idea dei procuratori di San Marco venisse fuori quasi automaticamente. Bisogna fare un esempio di quanto sia svilita la poesia nel mondo moderno. Guardate i procuratori di San Marco, una cerimonia che, come giustamente ha ricordato Alfredo in apertura, non era così decisiva da un punto di vista politico. Chiaramente si teneva quando poi i procuratori erano già stati eletti, quindi avevano già avuto accesso al gotha della politica veneziana, e che però da un punto di vista culturale sembra invece aver toccato corde molto profonde, soprattutto in questo momento tardi, siamo ormai a 30 anni, neanche, poco più di 20 anni dalla fine della, no, 30 anni ho detto giusto, dalla fine della Serenissima. Ma adesso vi chiederei, come dire, uno sforzo, vediamo quanto ho parlato, posso ancora tediarvi un pochettino. Proviamo a fare un salto, no? Allora, avete avuto un quadro di questa cerimonia con alcune testimonianze visuali e letterarie che ci fanno capire che comunque era importante. Perché era così importante? E davvero la sua importanza dipende da ragioni anche cronologiche. Non è una domanda banale, è una domanda importante per lo studio di Venezia in epoca moderna. Perché il protagonismo di questi procuratori, esaltati da un'imponente campagna di politica culturale, quasi verrebbe da dire da una sorta di propaganda, un sistema culturale sviluppato naturalmente che ha radici private, ma che si sforza di costruire un'immagine coerente di questa celebrazione, è infatti il tema su cui voglio concentrarmi oggi. Ed è un tema importante perché mette in crisi un tema cardine del cosiddetto mito di Venezia, un insieme di simboli, credenze, leggende
che oggi gli storici hanno derubricato a semplice costruzione retorica, letteraria, che non ha una vera sostanza storiografica, ma che a lungo invece è stato un punto di riferimento importante per gli stessi veneziani, che naturalmente sfruttavano questo mito di Venezia per trasmettere una certa immagine della città. E guardate bene, quando dico veneziani, in realtà dovrei dire più correttamente patrizi. Il mito di Venezia è in primo luogo una sorta di autoritratto di gruppo, una fotografia che il patriziato scatta a se stesso, il selfie del patriziato potremmo dire. Ora, durante lo svolgimento di questi rituali civici, anche quando il rituale ruotava attorno alla figura del doge, l'andata dogale, quando il doge guidava il corteo che celebrava importanti avvenimenti nel calendario veneziano, la figura del doge, principe della Repubblica, per quanto fondamentale, non era mai centrale di per sé. Si celebrava il patriziato, tutta la classe governativa veneziana, di cui il doge, in quanto naturalmente primus inter pares, era in qualche modo la guida, il rappresentante, ma non certo il protagonista. Venezia non è Parigi, dove questo tipo di rituali, che in ambito francese si chiamano sacre, fondono il corpo del re col corpo politico dello Stato. Il famoso libro di Kantorowicz sui due corpi del re. Ecco, questo il doge non lo può fare. Il doge non è lo Stato, è un rappresentante, una carica eletta. Mi viene in mente, non ho qui un'immagine e mi perdonerete, il formidabile frontespizio del Leviatano di Thomas Hobbes, in cui le figurine dei sudditi messe una accanto all'altro finiscono per comporre il grande corpo del sovrano. Questo naturalmente a Venezia non è possibile. Tanto che se noi analizziamo le figure, le immagini classiche del rituale civico veneziano, facciamo fatica a trovare il doge. Dov'è il doge qui? È per carità la celebrazione di una scuola grande, quindi sono i confratelli quelli che sfilano. Il doge c'è, deve essere presente, però l'effetto è un po' quello di Where is Wally? Cioè è lì, quello è il doge, ma se non guardiamo con molta attenzione non ci rendiamo mica conto di dov'è. Non è lui il protagonista di questo evento. Allora capite che invece nelle elezioni dei procuratori di San Marco del 6-700 troviamo un sistema costruito in maniera opposta. È centrale il ritratto del procuratore che campeggia dappertutto, questi grandi quadri, il suo nome, il suo stemma, la sua casata, sua casa più correttamente. Allora, qui, anche se per sommi capi, stiamo toccando in realtà un problema storiografico molto dibattuto e molto importante, che riguarda appunto l'idea del rituale civico di Venezia come qualcosa di stabilito una volta per tutte alla fine del Medioevo. Questi studi importanti, uno è un libro di molti anni fa, di un professore importante, ancora vivo, Edward Muir, che è stato un punto di riferimento per queste cose, forse ne parlerete anche con il collega Matteo Casini, che poi ha proseguito questi studi. Poi c'è un libro più recente invece di Young Fallon, The Ceremonial City. Ecco, questi studi, ottimi studi, molto documentati, hanno però avuto come tesi fondamentale quella che, insomma, queste forme cerimoniali, una volta stabilite dopo la serrata del Maggior Consiglio del 1997, una volta in cui il patriziato è quello e così vuole rappresentarsi, ecco, queste forme, secondo questi importanti studiosi, sarebbero rimaste più o meno stabili e non sarebbero cambiate. Allora, io che ho fatto il percorso opposto a questi studiosi sono storici, Fallon è anche musicista, ma insomma, sono musicologo, sono partiti dalla storia, sono arrivati alla produzione culturale. Io che invece sono partito dalla produzione culturale, sono uno storico della letteratura e sono arrivato ai problemi storici, non sono molto d'accordo con questa tesi. Cioè, secondo me, c'è una metamorfosi, una trasformazione nel rituale civico veneziano del Seicento. E perché c'è questa metamorfosi? Perché cambiano gli equilibri politici, cambiano gli equilibri sociali, anche all'interno del patriziato. Secondo il mito di Venezia tutti i patrizi sono uguali, hanno pari diritti e pari mansioni, questo è vero sulla carta, ma poi naturalmente ci sono patrizi poveri e patrizi ricchi, patrizi influenti e patrizi che non riescono a conquistare posizioni altrettanto importanti sullo scacchiere politico. E nel Seicento, che è un secolo di guerre, perché Venezia è costantemente in guerra, prima per la lunghissima guerra di Candia, quando Venezia perde la sua colonia più ricca e importante, Creta, l'isola di Creta per i veneziani, Candia,
La guerra inizia nel 1645 e finisce nel 1669, c'è un assedio di 24 anni che lascia le casse della Serenissima esangui. E poi ancora pochi anni dopo, negli anni 80 e 90 del 600, quando invece i veneziani conquistano il Peloponneso, la Morea, come dicevano i veneziani, bombardano anche Atene, distruggono il Partenone, colpa anche dei turchi che avevano lasciato le polveri dentro al Partenone. Ecco, queste guerre, questo periodo complicato in politica estera, approfondisce i contrasti tra nobili ricchi e poveri. Ci sono molti studi importanti, a partire almeno da Gaetano Cozzi, già sugli anni 30, no? Regnier, grandi conflitti tra patrizi ricchi e patrizi poveri. Ecco, io sono convinto che in qualche modo la cultura non possa essere qualcosa di slegato da queste dinamiche. La cultura è sempre uno specchio, è sempre qualcosa che dà conto anche di queste dinamiche, magari sotterraneamente. Ecco, il fatto è che a partire dagli anni 30 del Cinquecento i patrizi più ricchi e potenti mettono apertamente in discussione l'idea che tutti i patrizi devono essere uguali tra di loro. E lo fanno come? Rivendicando un nuovo protagonismo, non tanto nella sfera politica, dove chiaramente ci sono patrizi più influenti di altri, ma il sistema veneziano regge, naturalmente non ci sono scossoni, le magistrature veneziane evolvono, ma non cambiano mai radicalmente, ma invece nella pratica culturale, nella poesia, nell'architettura. Ci sono sculture che raffigurano questi leader politici della Serenissima, sono sculture molto rare prima della fine del Cinquecento, e invece compaiono adesso non solo nei palazzi privati, ma anche all'esterno, soprattutto nelle città di terraferma. Sono i capitani che si fanno così ritrarre, per esempio. Capitani da mare in particolare, che sono naturalmente gli uomini più importanti, proprio perché siamo in un secolo di guerre, e dunque sono uomini che accentrano grande prestigio, grandi ricchezze nei loro mani, arrivano a farsi ritrarre, come il caso di Antonio Barbaro, che in realtà non fu mai capitano generale da mare, si fa ritrarre come capitano generale col cappello a tozzo di cono e il bastone del comando. In realtà lui era provveditore generale da mare, era una carica un po' meno importante, più logistica e meno militare. Ecco, però se guardate bene, naturalmente la chiesa la conoscete, Santa Maria del Giglio, lì non ci dovrebbe mica stare un patrizio veneziano, un santo magari. San Antonio Barbaro, di fianco c'ha pure i fratelli, quindi è un elogio a tutta la famiglia, vestito con una carica che non aveva mai avuto, ma non è che gli dicono ma tu sei un patrizio come gli altri, tira giù quella facciata, la facciata rimane lì. E questo è un esempio più celebre di una dinamica che è stata anche studiata dai storici dell'arte e che è sicuramente molto importante. Allora, questa dinamica noi abbiamo provato un po' a descrivere in un libro che sta per uscire, Geme sotto i torchi, un libro in inglese, quindi insomma che però sarà presto disponibile, e che ho curato insieme a un allievo, il professor Vigiano, Giovanni Florio, per cui anche il professor Vigiano ci ha fatto l'onore di scrivere un saggio importante in questo volume, è un volume insomma che secondo me farà parlare di sé, più gli specialisti naturalmente, non temete, ecco, non vi propino i dettagli degli articoli in inglese qui contenuti, però è un libro che prova a sfidare questa retorica e a raccontare la cultura veneziana, soprattutto del Seicento, in maniera diversa. Ma torniamo al nostro problema, per non perderci troppo e arrivare anche un po' al punto di questo discorso. Cosa ci ha raccontato Saverio Battinelli e in parte anche Algarotti? Ci hanno detto che a questo tipo di propaganda, a questa esaltazione dell'individuo, del grande patrizio veneziano che riesce a farsi eleggere procuratore, che diventa ancora più importante, che accede ai piani alti del governo, a questa propaganda non concorrono soltanto la scultura e l'architettura, ma anche la letteratura. Come concorre la letteratura non solo con i fogli volanti, non solo con i sonetti appesi lungo la via, non solo con gli elogi che vengono esposti in vetrina nelle mercerie, ma con diverse opere letterarie, raccolte di elogi, antologie, panegirici, che glorificano questo o quel patrizio con parole e metafore estranee alla tradizione repubblicana, perché improntate a un uso personalistico di questi mezzi. Io le chiamo feste di carta, è una definizione che mi pare molto bella, proprio perché questi libri cercano di portare la festa sulla pagina, magari raccontano come si era svolto l'entrata per tutti coloro che non potevano essere presenti. Poi venivano fatti girare
abilmente, venivano fatti circolare tra gli amici del procuratore, magari anche presso i suoi nemici. Era anche questione di equilibrio fra i partiti. Chi ha avuto l'entrata più magnificente? Chi ha speso di più? Chi ha ricevuto il maggior applauso dalla cittadinanza, dalla popolazione, insomma, più correttamente. Ecco, i dati più sorprendenti riguardo a questi testi è che questi testi nel Cinquecento semplicemente non esistono. Non abbiamo opere a stampa esplicitamente destinate all'entrata di un procuratore. La prima data al 1641, si tratta appunto degli apparati veneti, ovvero le feste fatte nelle elezioni in procuratore dell'illustrissimo, eccetera, eccetera, Giovanni Pesaro, poi doge, protagonista della congiuntura, soprattutto della guerra di Candia, insomma, figura di primissimo piano naturalmente. È lui il primo a ricevere un elogio, sono 60 pagine noiosissime, ecco, non le leggiamo, che ci dicono quanto Pesaro fosse bello, quanto importante, quanto ricco e quanto Venezia lo abbia lodato durante la sua entrata. Dunque, primo testo nel 1141 e poi cominciamo ad avere una produzione costante. Nella seconda metà del 600 ce ne sono 11, nei primi 20 anni del 700 addirittura 12. Se mettiamo assieme gli anni della guerra di Morea ne abbiamo 21, praticamente uno all'anno, poco di meno, insomma un po' di meno, ma uno ogni 2 anni. Allora, tenete conto che questi numeri sono provvisori e andrebbero rivisti verso l'alto, nel senso che io qui non vi porto tutte le notizie nelle gazzette, negli avvisi, nei fogli volanti, sono solo le opere letterarie autonome, quindi con un frontespizio autonomo, con un buon numero di pagine, pubblicate presso un editore, che sono quindi molto riconoscibili. Quindi se dovessimo tenere conto di tutti gli iscritti per i procuratori, il conto salirebbe di svariate decine. Ora capite bene che evidentemente per quello che ci racconta, per la storia che ci raccontano le fonti letterarie, i testi, non si parla di una vera e propria tradizione nella Repubblica di Venezia. Non è una parte codificata di quel rituale civico, come vi ho raccontato, alcuni studiosi hanno considerato statico, codificato, un po' come il famoso mito di Venezia. È qualcosa che, in maniera per me molto significativa, prende il via quando quei dissidi fra patrizi ricchi e patrizi poveri raggiungono l'apice. La cronologia veramente si muove un po' in parallelo. E quando poi le guerre, con i dissesti economici e anche la moria di patrizi che provocano, adesso i dati non me li ricordo, ma una parte consistente del patriziato muore in guerra. Sapete che i veneziani facevano combattere capitani di Ventura a terra, ma queste sono guerre marittime, sono guerre navali, molti patrizi, capitani da mar si avvicendano ogni 2 o 3 anni perché ci lasciano sempre le penne. Lorenzo Marcello, Lazzaro Mocenigo, sono tanti nomi poi celebrati come eroi anche nel Novecento che muoiono in questa congiuntura. Ecco, c'è un altro aspetto però interessante che ci riporta dalla letteratura alla città, all'uso degli spazi urbani, al ruolo che la città è chiamata a compiere a sua volta nella celebrazione dei procuratori. Almeno fino agli anni 30 del 600 l'ingresso dei procuratori di San Marco non solo non ci veniva raccontato da queste opere celebrative e encomiastiche, ma sappiamo che anche a livello performativo, cioè nei fatti, era molto più modesto, meno lussuoso, meno spettacolare, al punto che addirittura l'itinerario, la strada del corteo, era diversa. Di questo fino ad oggi non si era accorto praticamente nessuno, adesso poi mi correggerà naturalmente Alfredo che è il vero specialista qui tra noi. Ora possiamo seguire un po' l'evoluzione di questa cerimonia in una celebre opera di Francesco Sansovino, Venezia, città nobilissima e singolare. Un'opera importante, una sorta di guida turistica ante litteram che descrive i palazzi, le istituzioni, le feste più illustri di Venezia e che ha un enorme successo, tanto che poi nel 600, morto l'autore, viene ristampata più volte. In 2 occasioni, nel 1604 e nel 1663, viene fatta un'edizione deluxe, un'edizione riveduta e corretta, in cui 2 intellettuali modesti, Giovanni Stringa e Giustiniano Martignoni, aggiungono delle note, scrivono dei nuovi paragrafi per aggiornare questa guida
questa descrizione delle bellezze e dei momenti più importanti nel calendario veneziano. Ora, cosa succede nel testo originale del 1581, il testo di Sansovino per quanto riguarda i procuratori di San Marco? Succede molto poco. In realtà tutte le fonti citano Venezia è una città nobilissima e singolare perché Sansovino parla delle feste per i procuratori, se però poi andate a leggere bene il passo, Sansovino non parla dell'ingresso, parla dell'elezione, cioè ricorda quei 3 giorni di festa appena esce la notizia dell'elezione in cui tendenzialmente il popolo, anche minuto, approfitta di questa occasione per avere pane e vino gratuitamente ai traghetti. È un momento importante, ma capite bene che nell'ottica della produzione culturale il pinnacolo cerimoniale è l'ingresso, non vengono dipinti quadri, non vengono scritte opere letterarie per l'elezione, anche perché non c'è il tempo di farlo naturalmente, il procuratore è appena stato eletto. Inoltre non solo Sansovino non parla dell'ingresso, dell'entrata dei procuratori, proprio non ne fa motto, ma anche queste famose pagine sul pane, il vino, offerto ai traghetti, capita nel libro 7. Cioè Sansovino sta parlando delle procuratie, dice sapete perché si chiamano procuratie? Perché ci vivono i procuratori di San Marco, sono dei magistrati molto importanti, fanno questo, fanno quello e quando vengono eletti si fanno anche delle magnifiche feste. Nel libro 10 degli abiti, costumi e usi della città, dove invece Sansovino parla delle feste, parla dell'assenza, parla dell'andata dogale, parla delle processioni in piazza San Marco, non viene fatta parola di questa cosa. Cosa possiamo dedurne? Sansovino se n'è dimenticato? Non gli interessava? Ma no, Sansovino fa un'operazione veramente sistematica di censimento anche di quelle che sono le grandi feste veneziane. Evidentemente la conclusione che mi sento di trarne è che ancora alla fine del Cinquecento questo ingresso, questo rituale non era così importante, perché i procuratori venivano sì eletti, ma poi non potevano godere di questi spazi di autopromozione e celebrazione personale. Attenzione, non significa che non ci fosse un'entrata, perché evidentemente poi si festeggiavano i procuratori. Il buon Giovanni Stringa si sente di dovercelo specificare e dice no, ma Sansovino non lo dice, ma poi dopo queste feste ai traghetti si teneva un importante corteo, ma la descrizione che ce ne dà Stringa nel 1604 è completamente diversa da quella che vi ho appena riportato, che si fonda invece su tutte quelle numerosissime fonti a stampa successive. Cosa dice Stringa? In primo luogo, l'ordine di grandezza è diverso. Alla processione partecipano massimo 300 persone, non 5 o 600. Non partecipa tutto il Senato. Alla fine vengono consegnati, questa è una nota ironica ma divertente, 2 pani di zucchero, non 4, e il banchetto è tipo un buffet, è un banchetto piccolino. In secondo luogo, ed è più importante naturalmente, il percorso cerimoniale era diverso e sensibilmente più breve. Il corteo, come vedete qui, partiva dalla chiesa di San Mosè e tirava dritto. Non passava per le mercerie, ma semplicemente arrivava direttamente in basilica. Sono pochi minuti, ecco, lo sapete. Fate attenzione perché nel Cinquecento le mercerie erano già una strada famosissima, importantissima. Poteva essere usata per motivi cerimoniali. Sansovino ci racconta che quando c'è la notizia della battaglia della vittoria a Lepanto si tiene una grande processione proprio tra Rialto e San Marco lungo le mercerie. Mentre lo storico Filippo De Vivo ha scritto un bellissimo articolo sul fatto che molti, si chiama Walking in 16th Century Venice, camminare nella Venezia del Cinquecento, e racconta come molti ospiti di riguardo, eredi al trono di qualche principato tedesco, cardinali, chiedevano di vedere le mercerie, perché era il mercato del lusso, era i negozi più prestigiosi e importanti d'Europa, e quindi le mercerie ci volevano passare. Non è che le mercerie non fossero importanti, e De Vivo anche mappa una serie di casi in cui il governo veneziano fa accompagnare questi ospiti di riguardo per vedere quanto ricca e quanto è bella Venezia. Ma i procuratori no, i procuratori non passano di lì. Allora, queste sono piccole cose, no? Una festa che comincia in una chiesa, San Mosè invece di San Salvador, un percorso diverso, ma proviamo a pensare a cosa questo significa sul piano più ampio della storia e della cultura veneziana.
alla fine del 500 e ancora all'inizio del 600, la strada rettilinea era sufficiente, non c'era bisogno di quella profusione di decorazioni effimere, dell'esposizione di beni di lusso, dell'ostentazione della ricchezza dei procuratori perché il rituale adempisse al suo ruolo politico. Di per sé la celebrazione era ritenuta sufficiente. Anche se a lungo non ci siamo accorti di questo cambio di itinerario, in realtà Giustiniano Martignoni, nella sua riedizione degli anni 60, ricordate nel 41 è uscito il primo testo che celebra l'entrata dei procuratori di San Marco, Martignoni lo spiega molto chiaramente, dice testuali parole: i procuratori non si radunano più nella chiesa di San Mosè, come scriveva Stringa, ma in quella di San Salvador. Quindi nel 63 è cambiato tutto. Allora, questi sono dettagli su cui possiamo anche sorvolare. Allora, che cosa ci dice questo? Allora, abbiamo a che fare con l'espansione, per così dire, della cerimonia dell'ingresso. A partire dai decenni centrali del 600, questa festa per i procuratori occupa letteralmente più spazio urbano, più campi, più vie, più calli, più ponti, spazio tipografico. Materialmente ci sono tantissime pagine che vanno a stampa per questa ragione. È il fenomeno che a un certo punto fa sbottare Algarotti, non se ne può più. Più spazio simbolico, grandi spese per grandi apparati, archi di trionfo, dipinti. E c'è qualcos'altro da registrare oltre a questa crescita che potremmo definire anche barocca. L'ingresso dei procuratori di San Marco, per come si configura nel 600, ha poco a che fare con l'immagine del patriziato veneziano come corpo politico concorde e comunitario. Mi sembra invece questa festa legata a una manifestazione che chiaramente rimane confinata a questi spazi festivi. A Venezia non prenderà mai delle forme altre, ma è una spia interessante delle dinamiche che si verificano sotterraneamente nel patriziato. Dicevo, mi pare spia di un nuovo individualismo che punta sulla magnificenza come mezzo per la celebrazione di sé o al massimo della casa a cui il procuratore appartiene. Le ingenti spese messe in scena per le mercerie miravano a proiettare lo status eccezionale di quelle poche famiglie che potevano permettersi non solo la carica di procuratore, ma anche lo spettacolo. E a questo proposito è interessante rimarcare una cosa su cui forse talvolta la storiografia ha colpevolmente sorvolato, il fatto che da un certo punto in poi, in questo caso il discrimine è Lepanto, ma sono fenomeni che poi acquistano concretezza nel 600, un uomo molto ricco può comprarsi la carica di procuratore. Mentre i procuratori per merito erano solo 9, con una legge in realtà del 1516, ma che poi esplode nel 600 perché prima i casi sono eccezionali, cariche aggiuntive vengono messe in vendita per somme astronomiche, 20.000 ducati, poi credo siano 100.000 durante la guerra di Morea. La vendita delle cariche è una misura eccezionale a Venezia, si fa solo in momenti di grave emergenza, servono qui a finanziare l'erario, sostanzialmente a finanziare la guerra con i turchi. L'aumento dei costi per le guerre di Candida e Morea convince il Senato ad adottare questa misura in diverse occasioni, ma attenzione, 41 procuratori per soldi e non per merito vengono eletti nei 24 anni della guerra di Candia, 24 di nuovo durante la guerra di Morea. E è interessante vedere che la letteratura arriva a celebrare persino questa cosa che insomma non mi sembra veramente un motivo per cui vantarsi, ti potevano fare per merito, ma visto che sei molto ricco ti sei comprato la carica. L'oro divenuto più glorioso del merito, nel farsi procuratore di San Marco dell'illustrissimo Sebastiano Soranzo, che fa scrivere un'opera celebrativa nel 1190 che racconta in versi e in prosa quanto è stato glorioso Soranzo a comprarsi, a suon di ducati, la carica di procuratore. Allora capite che c'è uno sfoggio di ricchezza privata, misure di propaganda individuale, quasi di culto della personalità. Ecco, io non voglio sostenere che queste occasioni arrivano a inficiare, come vi ho detto, il quadro istituzionale complessivo, sono questioni più complicate. Non dobbiamo esagerare, ovviamente, bisogna evitare di giudicare i fatti con criteri moderni, contrapporre alle verità del mito un antimito che poi è meno autentico del mito stesso. E tuttavia le fonti, a partire da queste feste di carta, offrono alcuni spunti che permettono di circoscrivere questi contrasti, di dare corpo a questi dissidi e di ascoltare dalle voci dei protagonisti quale fosse l'impatto potenzialmente dirompente che la produzione culturale aveva sugli equilibri politici. E guardate, con questo vi lascio, è solo un esempio
che prova a dare un po' di sostanza a tutto quello che abbiamo detto finora. Ci siamo? Possiamo fare? Allora, l'occasione è l'entrata del procuratore Girolamo Basadonna nel 1682, uomo importante, suo fratello è un cardinale, è una famiglia molto vicina a Roma, un uomo importante, insomma. L'autore del testo è Cristoforo Ivanovic, un montenegrino, veronese, poi veneziano di adozione, canonico di San Marco, segretario di importanti personalità nel patriziato veneziano, che, attenzione, è anche un poeta di una certa importanza, cioè un autore importante Ivanovic. Perché? Ha scritto alcuni dei primi libretti d'opera, proprio nell'epoca in cui l'opera veneziana diventa un genere a tutti gli effetti, dal 1637, con l'apertura del primo teatro pubblico a pagamento, il San Cassiano, poi c'è un periodo di assestamento e lì arriva Ivanovic, è ricordato anche come il primo storico dell'opera. Scrive quest'opera, la Minerva al tavolino, forse lo vedete un po' in piccolo, ma vedete che nel lungo frontespizio si ricorda la presenza all'interno di quest'opera delle memorie teatrali di Venezia, che sono il primo resoconto scritto che noi abbiamo sulle prime opere, sulla fortuna, su come funzionava il sistema degli ingaggi degli attori, il rapporto fra librettisti e musicisti. Un testo molto importante e molto studiato. Meno studiato è quello che gli sta attorno. Perché? Perché ancora una volta questa Minerva al tavolino, non fatevi ingannare dal titolo che è molto bello, vi promette letture gioiose e piacevoli, no, è una serie di pezzi di carattere encomiastico, lettere, canzoni, encomi, panegirici, dedicate a tutta una serie di protettori, è un'opera, un'antologia encomiastica, in fondo alla quale si trovano queste memorie teatrali di Venezia. Sono volumi, come dire, eterogenei e che racchiudono materiali molto diversi, ma sono le consuetudini seicentesche queste. Ecco, uno di questi pezzi d'occasione, di questi articoli scritti ad hoc, riguarda la descrizione dell'entrata di Basadonna nel 1682. E introducendo l'occasione festiva, Ivanovic, con quella che retoricamente potremmo chiamare recusatio, afferma di non voler parlare della generosità di Basadonna. Non entro nella generosità di questa eccellenza che subito seguita la di lui elezione in argomento di sua beneficenza fece dispensare denaro, pane, vino profusamente a poveri e a traghetti della città, perché questo è pregio innato della casa Basadonna. Chi conosce i Basadonna sa che sono fatti così, lo fanno per buon cuore, non hanno secondi fini dietro questo sfoggio di generosità. Naturalmente, detto questo, poi per 10 pagine Ivanovic parla soltanto della generosità e della magnificenza di Basadonna. Allora, io ho un po' scherzato, ma questo è un punto importante anche a Venezia, perché naturalmente la virtù della magnificenza, storicamente, la prima definizione importante la dà Aristotele, ma poi c'è tutta una produzione anche importante, politica, filosofica, sulla virtù della magnificenza. La magnificenza è la virtù dei principi. Il principe che dall'alto del suo scranno omaggia tutti gli altri che sono sotto di lui, dal primo ministro all'ultimo dei calzolai, della sua benevolenza, e gli omaggia di qualcosa che però essenzialmente sta nelle sue mani. Ecco, questo equilibrio tra virtù pubblica e privata, tra monarchia e repubblica, è una parte importantissima di questo testo, un testo che appunto rischiamo di derubricare a una di questi testi appunto di cui si lamenta Algarotti, perché invece è un testo molto interessante, proprio perché prova a dare un nuovo significato più in linea con l'atmosfera politica veneziana a questa generosità di Basadonna. Allora, cosa succede intanto? Seguiamo quello che racconta la nostra festa di carta. Meno di una settimana prima di Basadonna fa il suo ingresso un altro procuratore, Marco Ruzzini, i nomi non sono importanti, e la decorazione per Ruzzini è così splendida che richiede 4 giorni per essere smontata. Purtroppo Basadonna ha avuto soltanto una notte per montare i suoi apparati, i suoi ritratti, appenderli all'orologio di San Marco, vedere che sia dritto, costruire questi archi di trionfo sopra i ponti. E quindi, naturalmente, i meno pratici della generosità connaturale di questa nobilissima casa erano pronti a scommettere che Basadonna avrebbe fatto un ingresso modesto per evitare il confronto con Ruzzini, ma coloro che ne conoscevano la natura prodiga
che mostrano col decoro delle azioni pubbliche i geni nobili, si aspettavano una pompa convenevole. Naturalmente avevano ragione i secondi, in una sola notte Basadonna allestisce a Venezia un ben di Dio, in confronto Ruzzini corre a nascondersi con la coda fra le gambe e l'entrata è la più magnificente, la più ricca, la più spettacolare che si sia mai vista. Però leggiamo queste parole, la natura prodiga, la prodigalità, da quando in qua è una virtù? Essere prodigo vuol dire avere tasche bucate. Qui, sotterraneamente, Ivanovic sta rifunzionalizzando, riconfigurando questa generosità, che in realtà è prodigalità, perché è spesa folle per montare questi apparati, ma è tutto per un'azione pubblica. La nobiltà di Basadonna ha voluto sì che lui spendesse senza ritegno, ma per un'azione pubblica. È la gloria portata alla Repubblica che lo ha eletto procuratore, non alla casa Basadonna. Ma l'idea della prodigalità come valore positivo che assicura il decoro delle azioni pubbliche permette a Ivanovic una mossa ancora successiva, cioè di provare ad articolare il concetto di magnificenza in un modo che si adatta perfettamente al contesto veneziano. Stiamo sempre leggendo la Minerva al tavolino. A gara erano esposte, filate o intessute nell'oro le sete, istoriate dal lago le drapperie, oppure d'orientali lavori industriosamente conteste. È il quadro che abbiamo descritto, le mercerie parate a festa con tutti i negozianti che fanno a gara nel mostrare splendide merci. Basta concludere che dove in simil congiunture ogni mercante procura di comparire sontuoso, questa volta ognuno ha singolarizzato la propria magnificenza, drizzando le rimostranze dispendiose del lavoro o alla persona di sua eccellenza o alla stemma gentilizio. Insomma, la magnificenza, secondo Ivanovic, non sarebbe soltanto di Basadonna. Basadonna non è un principe, non vuole essere magnificente in quel senso lì, nel senso di Aristotele. No, la magnificenza è di ogni mercante ha voluto partecipare a questa grande festa che è la festa di tutta Venezia, spendendo molto per elogiare Basadonna con un ritratto, con lo stemma gentilizio, componendo il suo nome con i merletti. Sono i fenomeni di cui abbiamo già parlato. Non solo il neoeletto procuratore, ma anche i negozianti hanno partecipato alla celebrazione. Verrebbe da dire il popolo ha partecipato. Non vi dico nulla su questo perché avete già sentito, insomma, dal professor Viggiano. Ma chiaramente questo è un po' quello che Ivanovic suggerisce, sia pure surrettiziamente. Insomma, i venditori delle mercerie che hanno partecipato all'entrata, schierando in bella mostra le proprie merci, sono diventati a loro volta magnificenti. Ora, le cose stanno veramente così? Scusate. Certo che no. E per capirlo dobbiamo confrontare questa produzione letteraria, questa produzione culturale, con il quadro invece istituzionale, in particolare con una legge suntuaria, cioè quelle leggi che venivano fatte proprio per limitare questi fenomeni di lusso estremo, di grande spesa, e che sono state ben studiate da un volume ormai datato, ma che rimane molto importante, di Bistort, di Giulio Bistort, sul magistrato alle pompe. A Venezia c'era una magistratura che doveva occuparsi proprio di evitare l'eccessivo lusso privato. Ci sono tante leggi nel Cinquecento già sugli zoccoli delle donne, devono essere alti un tot di centimetri e non di più, al massimo 1 centimetro in più per la dogaressa. Una legge citata da Gabriele D'Annunzio che impazziva per questi zoccoli, andava a cercare per antiquari i zoccoli delle dogaresse, comprava dei falsi clamorosi, se li metteva tutti nel Vittoriale, ma insomma ciascuno si diverte come può. Scusate per la digressione, veramente arrivo alla conclusione. Avete già la slide con la conclusione. Allora, cosa ci dice questa legge suntuaria? Allora, intanto la cronologia. La legge è approvata l'8 maggio 1683, 2 o 3 mesi dopo e probabilmente a causa dell'entrata di Basadonna. Ora, la legge di per sé sarà inefficace, cioè queste leggi sono numerose a Venezia, ma quasi mai vengono applicate, è difficilissimo farle rispettare, ma sono una spia del fastidio, dell'insofferenza, no? Evidentemente c'erano delle frange del patriziato, magari il patriziato più povero, che guardava queste celebrazioni in maniera insofferente e che infatti subito dopo questo sfoggio eccessivo di lusso trova il modo di far approvare una legge suntuaria che non verrà rispettata, ma che ci dà degli elementi interessanti. Perché è una legge che riguarda nello specifico l'entrata dei procuratori, per questo vi dico che c'entrano Ivanovic e Basadonna, e che proibisce al
procuratore di elargire grosse somme ai negozianti per venire celebrato nelle loro vetrine. Ti credo che erano magnificenti, erano stati pagati per fare questa cosa qui. Per forza, visto che in realtà erano finanziati dal procuratore, le merci che esponevano durante la processione erano in realtà parte della ricchezza di Basadonna, non della ricchezza di Venezia. Insomma, concludendo, il fatto che i procuratori sfilassero proprio sulle mercerie tra San Salvadore e San Marco e non come era prassi nel Cinquecento, tra San Moisè e la piazza, acquista in questa luce un significato importante. È la prova del vincolo strettissimo, per così dire a doppio filo, tra spazi urbani e rappresentazioni del potere, tra dinamiche sociali e produzione culturale. Soprattutto questo dimostra come, anche nel tardo Seicento, il rituale civico veneziano non fosse una vuota messa in scena, una buffonata, una parata che facciamo per poi arrivare al banchetto e finalmente sfogarci tutti quanti. No, al contrario, il rituale civico veneziano rimane, anche tra 6 e 700, un campo di tensioni, di spinte e di controspinte, di continue e ripetute negoziazioni tra le diverse parti in gioco. Grazie. Grazie Alessandro, anche questo applauso abbastanza caloroso mi sembra segni un gradimento anche per questa lettura così anche originale, insomma nuova, non usuale, che mi sembra testimoni della fecondità di questo intreccio, no? Tra metodi, letture, approcci differenti. C'erano molte cose da dire, il tempo è volato, ma io vorrei solo fornire un paio di linee generali. Allora, l'età di cui abbiamo soprattutto parlato, mi sembra possa essere caratterizzata come una lunga età barocca. Ora, questo termine barocco, che cosa vuol dire esattamente, quali sono le origini, non ci entriamo. Però una cosa possiamo dire, è un'età di fortissimi contrasti, di fortissime contraddizioni. L'abbiamo visto nelle immagini, nelle parole, nei rituali, nelle forme. E potremo ritrovare queste tensioni in molte altre cose che non voglio neanche soltanto citare per titolo, ma ve ne dico solo una, un tema importante anche ai fini del nostro discorso, dei rapporti tra immagini e istituzioni l'anno scorso, tra rituali e uomini e spazi quest'anno, e questi 2 anni un po' si fondono e si confondono insieme. È il tema, ma allora che cos'è questa Repubblica? Che cos'è questa Repubblica di Venezia? C'è un saggio famoso di un grande storico veneziano che talvolta era io l'ho conosciuto bene, insomma, mi ha insegnato un po' di cose, che si chiamava Gaetano Cozzi, era un po' un rabdomante, non gli importava che tanti avessero scritto, immaginato, aveva un intuito. Poi non sempre magari ci costruiva su delle cattedrali ben organizzate come quelle degli inglesi e degli americani che ha citato lui, ma anticipava magari di 30 anni, di 40 anni certe idee, per questo dico che era un po' un mago. E questo Gaetano Cozzi ha scritto un articolo che si intitolava Una Repubblica di Principi, in cui nota esattamente questa sorta, non so come dire, non proprio un complesso di Edipo, ma insomma ci siamo capiti, questa Repubblica che non riesce a essere potente nel Seicento, così come sono le monarchie. E allora quelli più fini dicono che è alla ricerca di una maggior legittimità. Noi diciamo pragmaticamente quello che ho detto, che ha un problema cioè si allarga sempre di più lo iato tra le grandi potenze continentali e quella che è stata una grande potenza continentale e mondiale nel 3, 4 e 500. E allora come lo riempiamo? Una parte diceva accentuiamo l'aspetto egualitario, che è un aspetto limitato a noi perché le altre sono monarchie e invece noi siamo una repubblica. Altri invece dicevano sì, è ovvio, non cacciamo mica questi 2000 uomini che occupano quelle magistrature minori, quelli che non potevano fare questi sfarzi. C'erano addirittura alcuni che dovevano ricevere il pane della repubblica, i famosi poveri vergognosi. Erano talmente poveri che non avevano da mangiare. E poi c'erano questi, che potevano spendere 100.000 ducati, era una cosa gigantesca.
per ottenere una carica. E allora cosa facciamo? Facciamo finta di essere un po' repubblica, un po' monarchia? Cerchiamo di mettere insieme questi due piani? E questo valeva anche per la politica estera, perché qua abbiamo visto a Venezia, ma dovremmo vedere anche fuori, no? E allora cosa succedeva quando veniva eletto il Papa, per dire, no? O l'imperatore, o il Granduca di Firenze, anche più piccoletto il Granduca di Firenze rispetto all'imperatore, il Papa era di Francia, no? E anche là si facevano i cortei. E dove va la Repubblica? Allora dicevano, beh, la Repubblica va con Lucca, va con le repubblichette che restano. No, noi con Lucca. Noi vogliamo andare con la Francia e non so, con la Spagna, no? E allora in cosa? E perché? Perché siamo un po' principi anche noi. E perché siamo principi anche noi? E là vedete come le parole, no? Perché noi abbiamo i regni, abbiamo avuto i regni, perché si chiamavano così, di Candia e di Cipro. E quindi siamo repubblicani, ma siamo anche un po' reali, perché, scusate, se noi governiamo dei regni, siamo sopra i regni, e quindi dobbiamo stare davanti alle cerimonie pubbliche. Allora, il modo in cui si organizzano gli spazi nelle cerimonie pubbliche è molto molto interessante e ci rivela dei moti profondi della società di allora. Il problema dello sfarzo, per esempio, e della povertà, è un tema barocco e meraviglioso per eccellenza. Attraversa tutto, il teatro, la pittura, la letteratura del Seicento, quella più grande e quella più ignota che abbiamo sentito oggi. Ignota o ignobile. Ignota o ignobile o bassa che abbiamo sentito oggi. E com'erano le città? Concludo solo con questa osservazione perché ho detto dobbiamo sentire il gusto e anche un po' forse gli odori di queste città, i toni, le tonalità. Com'erano queste città? Qui abbiamo visto le magnifiche, il magnifico percorso delle mercerie. Vedete, tutto addolcito, tutto uguale, ma ricordiamo che 100 anni prima quei gioiellieri delle mercerie erano quasi tutti eretici. Quindi dobbiamo ricordare che siamo anche in un'età, metà 500, lungo barocco, di normalizzazione delle opinioni, per forza, per costrizione, per convinzione. E questo è un tema certamente importante. Ma com'erano queste città? Qui vediamo lo splendore delle città, ma è uscito un libro recente, non su Venezia, ma insomma sulle città europee, che dice una banalità, ma che forse può restituire anche queste tonalità forti che abbiamo sentito, alto e basso, ridicolo e mitico e mistico, non lo so. Nessuno di noi sarebbe vissuto in una città del Seicento, sarebbe scappato immediatamente, perché non sarebbe stato in grado di respirare l'aria di quelle città. Certamente meno inquinate delle nostre, ma certamente puzzolentissime e sporche. Quindi creare un rituale che punta invece sulla pulizia, sullo splendore, sulle luci, sulla bellezza delle merci, assume ancora un maggior rilievo se voi lo pensate all'interno di un sistema urbano che vale per Venezia, Parigi, Londra, Roma, Milano, non c'entra qui, niente di particolare, che era però tipico di quel tempo. Ecco, questa è un'osservazione che ci tenevo a fare dopo aver sentito questa bella esposizione che ha stimolato molte curiosità, ma volevo metterla in questa prospettiva che ci introdurrà anche al caso, brutto dire al caso che racconterà Casini, ma insomma ci siamo capiti, perché la prossima lezione viene a farla Matteo Casini, che ci parlerà di altri spazi e di altre occupazioni. Noi avremo un 10 minuti e volentieri Alessandro accoglierà qualche opinione, qualche impressione, qualche critica, tutto quel che volete, come facciamo sempre. Buonasera, grazie intanto, interessantissimo. Mi domando una cosa, si parlava di percorsi e di una vita all'aperto sostanzialmente, queste storie qua. In tante altre città questo poi portava anche a un riordino urbanistico, venivano creati dei viali apposta per fare le processioni o meno. Qui mi sembra che invece a Venezia non sia successo, perché quella strada che noi immaginiamo adesso larga, San Moisè, quelle zone là, al tempo probabilmente erano medievali, insomma, non hanno mai pensato di costruire la passeggiata per le sfilate
per questo tipo di cortei? Grazie, è una domanda molto interessante. Allora, quello che dice è assolutamente vero. È anche vero che la costruzione delle vie cerimoniali è un fenomeno quasi sempre successivo, cioè squisitamente ottocentesco, ci sono casi già precedenti in realtà, però diciamo che soprattutto nel Seicento, in realtà anche in città che si prestano maggiormente a questo tipo di cerimonie, l'idea è più di rifunzionalizzare quello che già c'è. Quindi si mascherano i palazzi, si stendono grandi tele dipinte, si costruiscono palazzi finti, interi palazzi completamente improvvisati, con castelli, edifici fiabeschi. Quindi si nasconde la città, e probabilmente la ragione è proprio quella che ricordava adesso Alfredo, cioè l'idea di rifunzionalizzare, trasfigurare la città. A Venezia il caso è molto interessante, abbiamo anche alcune testimonianze già cinquecentesche, cioè l'idea dei veneziani qual è? Siccome la nostra città è la più bella di tutte, noi facciamo con quello che abbiamo, cioè usiamo la città come messa in scena, come un fondale spettacolare, quasi di gusto teatrale. Questo non è tanto vero per le processioni, dove conta anche, come abbiamo visto, l'elezione di edifici effimeri, ma per i grandi ricevimenti di principi. Questo è proprio Matteo Casini, il più grande esperto in assoluto di queste cose. Arriva Enrico III di Francia nel 1574, è abituato a vedere grandi edifici, finti archi di trionfo. Noi lo portiamo in una parata cerimoniale sul Bucintoro, nel bacino di San Marco, sul Canal Grande fino a Ca' Foscari. Meglio di così non si può fare. E anche le città, è vero, hanno drappi alle finestre, hanno candele, ma molto, molto meno di quanto veniva fatto altrove, dove magari edifici non belli venivano camuffati appunto dalle elezioni, un po' come succede oggi con le pubblicità, no? Venivano schermate alla vista per evitare che Carlo V, entrando nella capitale di qualche principato tedesco che non spiccava magari per pregio architettonico, non trovasse confacente l'apparato. A Venezia queste cose sono molto meno presenti che altrove, anche molto meno presenti che a Firenze, per esempio. L'idea è proprio di sfruttare la città per quello che è. In questo caso sfruttare le mercerie, dove appunto c'è un mercato del lusso che ancora nel Seicento, crisi o non crisi, decadenza o non decadenza, sta ai massimi livelli, perché tante merci che arrivano ancora, nonostante il cambio dei traffici, arrivano a Venezia, non arrivano a Londra o a Parigi. E quindi, come dire, c'è l'idea di sfruttare quello che già c'è, di rifunzionalizzare gli spazi urbani. Comunque è una domanda molto interessante, grazie mille. Potrei solo dire che uno che cercherà di dare un giro viene dopo Venezia, perché avevamo fatto un corso tanti anni fa. Bisogna pensare al mio successore, diciamo così, ecco perché no. Avevamo fatto un corso sulla Venezia francese, la Venezia napoleonica, e forse qualcuno ci sarà stato, ma Bonaparte cerca di dare, dice, io non posso rilegittimarmi lì dove passavano questi, ci sono delle bellissime descrizioni anche con dei sonetti, di elogio, di ironia, molto divertenti, sulle regate che facevano quando Bonaparte, che disprezzava i veneziani in un modo, come voi sapete, al di là del bene e del male, ma prova a prendere tutta un'area, che era l'area di Castello Sant'Elena, insomma, no? e di renderla una specie di oasi neoclassica, dove la nuova nobiltà di Stato poteva insediarsi. Però vede, gli spazi erano quelli, no? E cioè il problema di costruirci su qualcosa era complicato. Interessante la scelta delle mercerie, no? E non per esempio, no, uno potrebbe dire, ma perché le mercerie? No? Perché non sono passati hanno fatto 1 chilometro, no? Prima della piazza San Marco, hanno costeggiato, così vedevano anche San Giorgio davanti, magari le navi facevano scoppiare un qualche colpo di cannone, così. No, le mercerie, questo è molto interessante, perché secondo me c'è anche un legame tra lo splendore mercantile di quella che non è più del tutto una potenza mercantile, però cerca di esibire lo stesso lo splendore, e quindi passa per le mercerie. Poi bisogna parlare di queste chiese.
di San Moisè, San Salvador, ma insomma poi si aprono Tra l'altro tante scatole, diciamo. l'intuizione di Napoleone poi si rivelerà carica di futuro proprio per le ragioni di cui alludeva lei. Cioè, se poi si guarda per esempio la cerimonialità della Venezia fascista, è un tema molto bello su cui è stato anche scritto, allora lì invece Riva degli Schiavoni diventa preponderante perché è ampia, ci può stare tanto popolo e lo spettacolo ha luogo in acqua davanti, col fondale naturalmente, di San Giorgio, eccetera. Però questo comincia con Napoleone che riorienta la città, naturalmente poi arriva all'inizio del Novecento con la bonifica di Sant'Elena e con i grandi spettacoli, portano il sommergibile Francesco Morosini, che è quello che ha bombardato il Partenone nel 1687, e lo fanno vedere alla cittadinanza in festa, e allora sì, Riva degli Schiavoni con la nuova statua del Re d'Italia, però lì siamo in un'epoca completamente diversa. È interessante notare come probabilmente, come giustamente si diceva adesso, per i veneziani di quell'epoca le priorità fossero altre, e quindi va bene le mercerie che sono strette, sono in ombra, ci passiamo, infatti il corteo va a coppie, perché devono passare per delle strade piccole, però così abbiamo il massimo sfarzo, tutto molto compresso, c'è un po' questo horror vacui, no? Riempire tutto di ritratti, di sonetti, di decorazioni. Questo secondo me è proprio un tratto di una Venezia che è ancora in qualche modo moderna e non, o meglio, forse early modern, come dicono gli inglesi. Direi, come diceva un illustrissimo studioso e anche membro, credo, dell'Ateneo, Venezia era ancora un urbs, era ancora una civitas, cioè era un insieme di abitanti e di funzioni, e non un urbs, come purtroppo si sta riducendo ad essere. Anche questo forse ci serve ricordare queste cose, perché tutto sommato noi dovremmo essere sempre cittadini prima che membri di qualche... Prego. Una domanda, non so, forse ingenua, però questa, diciamo, attenzione testimoniata dalle pubblicazioni che improvvisamente appaiono, no? E in un certo numero, in un certo grado, più tutti gli avvisi, i fogli, i volanti, eccetera, eccetera. E, mi viene da pensare anche proprio dal fatto che queste grandi famiglie ricchissime abbiano comprato, comunque abbiano partecipato in maniera molto concreta in tempi di guerra, in tempi difficili, alla vita civile, non solo militare della città. Era anche in qualche modo dovuto o no il fatto di essere così festeggiati in maniera così sontuosa, così, cioè, insomma, il ruolo diciamo simbolico nel contesto civico veneziano di queste figure istituzionali forse è mutato nel tempo. Ecco, questa era la mia curiosità. Allora, assolutamente è un bellissimo spunto. Allora, dovuto non direi, perché sono dinamiche che si costruiscono sempre da parte naturalmente di chi le inaugura, quindi le famiglie che vogliono essere celebrate così. Però lei ha senz'altro ragione, ed è un po' la mia tesi, no? E nel momento in cui il protagonismo di questi comandanti diventa indispensabile alla vita della Repubblica, molti muoiono, bisogna sostituirli, Barbaro appunto non riesce mai a diventare... colui che è ritratto tutt'oggi a Sant'Elena, no? Nella facciata della chiesa, non riesce mai a diventare capitano generale da Mar, ma per 15 anni è provveditore, un uomo importantissimo, cura la distribuzione delle risorse, le vettovaglie in tutto l'Adriatico, poi anche nei tempi della campagna di Morea. Ecco, evidentemente c'è un protagonismo di tipo nuovo, che non è soltanto economico, per quanto alcuni si arricchiscano naturalmente in tempo di guerra, ma è anche sicuramente frutto di un capitale simbolico. Per Francesco Morosini, che è una figura di cui io mi sono occupato, ho scritto un articolo per un bel libro che ha curato Matteo Casini, che vedrete la settimana prossima, quindi come dire siamo una piccola parrocchia. Però è un personaggio particolare perché appunto per Morosini, che diventa anche doge, scatta un vero e proprio culto della personalità. La quantità smodata c'è stata quella bella mostra, insomma, al Correr 2 anni fa, per il centenario. Ecco, è qualcosa che non lascia veramente traccia nelle istituzioni veneziane. Quando muore Morosini, i correttori della promissione ducale immediatamente dicono: non succederà mai più che un doge possa essere contemporaneamente capitano da Mar e doge, come è successo per Morosini. E quindi quel periodo viene in qualche modo
non negato, ma perché poi continuano le feste prima del Settecento, viene un po' messo da parte e controllato. Però è chiaro che il prestigio che Morosini ha è un prestigio lattamente culturale, è l'eroe che sta cercando di riportare Venezia agli antichi splendori, è colui che ci permetterà di riconquistare l'Oriente, che riporterà anche l'economia, i fasti. Questo non succede ovviamente, dopo 20 anni dalla morte di Morosini tutte le sue conquiste vengono perse e Venezia non metterà più piede, insomma, nell'Egeo e in generale nel Mediterraneo orientale. Però è evidente che il prestigio, penso che proprio la categoria sia quella di prestigio, che si acquistano questi eroi, questi grandi capitani da mar, abbia un ruolo sicuramente preponderante in questi nuovi indirizzi individualistici. Quindi non tanto come qualcosa di dovuto, ma come lo smottamento che consente a questi spazi individuali di emergere e di affermarsi, laddove in precedenza venivano in qualche modo controllati, ristretti, limitati. Ci sono naturalmente grandi politiche personalistiche anche nel Cinquecento, non è che è una cosa nuova, Gritti, insomma grandi figure di dogi più attivi e più interessati anche, certo, a una, però questa questione militari sicuramente danno una grande accelerata al fenomeno e provocano alcuni avvenimenti che sono effettivamente molto insoliti per Venezia. Grazie a te, figurati.